radunanza dei presidenti delle sezioni di Seggio di Rosà proclama sindaco la dottoressa Elena Mezzalira. Sono le 8 quando, nella sala consigliare del municipio di Rosà, l'abbraccio tra Elena Mezzalira e Paolo Bordignon segna l'avvio ufficiale della nuova amministrazione. Emozionata, Elena Mezzalira, come primo atto, saluta tutti i dipendenti comunali e ringrazia i 6.271 cittadini che hanno scelto la sua squadra. Dobbiamo ringraziare i cittadini in primis che sono andati a votare, perché è un grande segno di democrazia, e i cittadini che hanno deciso di riporre in noi la loro fiducia. È un'amministrazione in continuità con la precedente Bordignon, quindi forte di un'esperienza e forte di quello che è stato fatto, di quello che è già in programma nel futuro, quindi non ci siamo mai fermati, ma siamo anche rinnovati, quindi abbiamo un nuovo entusiasmo e con nuova energia affronteremo i progetti. Adesso si lavora a pancia bassa. Da oggi sono ufficialmente nuovo sindaco di Rosà, sono ancora emozionata, un po' frastornata, però adesso si inizia a lavorare. Un lavoro in continuità con l'amministrazione Bordignon di cui ha fatto parte, quello che la aspetta, ma intanto Elena Mezzalira si prenderà qualche giorno per incontrare chi l'ha sostenuta, per mettere a punto la sua squadra, pronta a convocare il nuovo consiglio comunale entro la fine del mese. Un lavoro che ripartirà anche dal forte astensionismo che ha caratterizzato questa tornata elettorale, che ha portato alle urne solo il 49% degli aventi diritto. È un dato che ci fa riflettere perché sono le amministrative. Noi ci siamo proposti anche con il programma di lavorare sul tema fondamentale dell'educazione civica e della partecipazione attiva a partire dai ragazzi, in collaborazione con le scuole, con progetti già proposti ma anche con nuove progettualità. Sicuramente questo dato ci fa riflettere e quindi su questo tema dovremo lavorare a partire dai giovani.